Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette, accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Valle Calmesson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Pensavate che ci dimenticassimo di questo appuntamento? Invece no, siamo ancora qui il lunedì per iniziare un'altra settimana di sport e iniziare di nuovo con l'agenda. Saluto i miei compagni di viaggio. Ciao Alessandro, come stai? Ciao Ale, tutto bene? E saluto anche Mirchino. Ciao Mirchino, come Ciao stai? Ale, ciao Oggi a tutti. frenetico è Mirko, è così, Sì, frizzante. pimpante, Frizzante perché è stato frizzante anche questo weekend di sport. Ci sono state un sacco di cose di cui parlare. Partiamo ovviamente dalla più importante. Lo sapete tutti, Udinese è andata a San Siro a giocare, ha fatto una figura, diciamo, così, mi permetto di definire, ci danno anche le parole di Runjic, un Udinese a due volti, ragazzi, perché parte malissimo, un primo tempo dormiente, una partita dove sembrava veramente tutto troppo facile anche per l'Inter, poi qualcosa scatta nella ripresa, arriva un po' di coraggio, no? Trovano magari quel qualcosa che nel primo tempo non avevano, il gran gol di Solé, poi parleremo anche di lui, e arriva un risultato 2-1 che alla fine poi sta anche un po' stretto, Mirko, no? C'è anche un po' di rammarico alla fine per poi come è andata la partita. C'è anche un po' di rammarico, sì, perché nel secondo tempo l'Udinese ha comunque dimostrato di avere le carte per mettere in difficoltà l'Inter. Ci sono state anche due parate importanti di Sommer, una su Lucca e una proprio su Solé, che ha rischiato di diventare, diciamo, un po' l'eroe in solitaria di questa partita, perché comunque il gol del 2-1 è una sua invenzione e a tempo praticamente scaduto stava per siglare anche il gol del 2-2. Sommer ha sbarrato la porta all'Udinese in più occasioni. Resta un po' di rammarico, forse più per il primo tempo veramente non buttato via, ma in cui l'Udinese non è riuscita proprio ad impensierire l'Inter, mentre nel secondo tempo si è vista quella reazione, si è vista, diciamo, l'Udinese che conosciamo un po' tutti. Sì, esatto, cioè mi permetto di aggiungere una cosa che hai detto tu mentre analizzavi la partita. Forse non è scesa in campo l'Udinese, ma c'è stato un giocatore in particolare che è sceso in campo, anzi era un po' solo Solet, no Ale? Concedimi questa battuta, no? Alla fine se proprio dobbiamo salvarne uno, salviamo lui. Sì, è sicuramente stato il migliore in campo, non solo per il gol. Forse è iniziato un po' in modo un po', non dico distratto, ma sempre molto sicuro dei suoi mezzi. Forse questo è l'unico difetto del ragazzo, ma è una cosa che più che comprensibile per un giocatore della sua caratura. Come sempre è stato il più solido là dietro e ha dimostrato anche di avere delle doti anche dall'altra parte del campo e di conseguenza forse nella partita in cui era tenzionato più delle altre, ovvero contro una big come l'Inter, ha dimostrato ancora una volta di essere ormai, diciamo, pronto a questo grande passo. Sì, ha fatto un gran gol, personalità, no? Questa è la parola chiave, no? Che mi permetto di sottolineare. E uno dei pochi che ce l'ha, perché secondo me anche con l'Inter è emerso ancora una cosa gravissima, secondo me quest'anno pecca l'Udinese di questa cosa, cioè che mancando giocatori di personalità non c'è nessuno che salta l'uomo. E non è normale che un giocatore debba scattare sempre tra 4 giocatori, soprattutto se è un difensore. Cioè è una cosa positiva, per carità, complimenti a Solé, è una caratteristica che lo rende speciale, però non è normale neanche che tu non hai giocatori che riescano a saltare l'uomo, eccetto Thauvin, che però ovviamente non c'era per infortunio, quindi è un po' quello anche
giusto, come hai detto tu, grandi complimenti, ha fatto molto bene, però poi mi rimane anche questa cosa, no? Di questa partita, questa critica, ecco, se posso fare in generale, no? Perché è un po' un problema che l'Udinese ha sempre avuto quest'anno, problema che non ha invece mai avuto Mirko quest'anno è il supporto dei propri tifosi, no? Anche ieri 944 bianconeri che partono in gita domenicale a Milano con un sole, bel tempo, tanta passione, si sono anche sentiti, è veramente è importante non darlo mai per scontato una roba del genere, perché non è facile. Non è facile, e soprattutto dopo, io mi ricollego anche sempre alla stagione vissuta l'anno scorso in cui si è fatta tanto fatica, e magari quest'anno ci poteva essere un po' di timore all'inizio per quello che ci poteva essere, invece con le prestazioni dell'Udinese il campionato è andato comunque, sta andando bene, ma la risposta dei tifosi si è avuta fin da subito, anche quando c'erano ancora magari dei dubbi all'inizio della stagione, e soprattutto adesso si sta continuando a vedere una risposta veramente calorosa da parte dei tifosi. L'ultimo dato, come città abituale, della trasferta di San Siro, oltre 900 persone a sostenere i colori bianconeri, a sostenere l'Udinese, e è davvero bello, è davvero importante questa presenza, è davvero una cosa che comunque secondo me giova anche alla squadra, perché sente di avere il supporto della propria gente e sa di poter contare su questo apporto molto, molto corposo. Mi viene in mente una battuta, sai cos'è che non giova invece in caso udinese? La corsia di destra. Ancora ieri c'è stata questa conferma, ci scherziamo su ovviamente, però Di Marco ha fatto quello che voleva. Ma è quello che ti avevo detto al warm-up, Ale, il rientro più importante dell'Inter, più che l'assenza di Lautaro, non era quello forse la notizia, no, del giorno prima, era proprio il rientro di un giocatore come Di Marco che, come ti ho detto venerdì, ogni 2 cross è un gol. Ieri ne ha fatti 2, invece 2 gol. E di conseguenza, chiaro, in mezzo alla difesa c'erano dei buchi, perché una volta Arnautovic e una volta Fratesi si sono trovati da soli a tu per tu con Okoye, praticamente è stato troppo facile per giocatori della loro qualità batterlo, però c'è da dire anche che un giocatore che te la mette sempre sui piedi così in corsa è qualcosa che solo l'Inter può vantare in Italia. Chiaro che sulla destra manca sempre qualcosa, e se manca, come hai detto prima, un giocatore che salta l'uomo, perché una volta eravamo abituati anche a Udogie e Molina, quindi oltre che a ruoli difensivi ben ricoperti, erano anche giocatori che scendevano sul fondo, saltavano l'uomo e mettevano la palla in mezzo per gli attaccanti. Manca questo, e manca un apporto difensivo anche dal punto di vista fisico, che probabilmente è stato quello il motivo per cui Ezebou è sceso in campo dal primo minuto, e invece quello che doveva essere il suo compito è venuto un po' a mancare. Sì, è venuto un po' a mancare. Mirko di Udinese, che secondo me si è presentata già anche un po' arreso anche nelle scelte di formazione, no? Sapete anche della stima che ho per l'allenatore, però andare a San Siro con questo 3-6-1 non era secondo me una cosa che poteva giocare a tuo favore, no? Kellenkamp spaesato, fuori ruolo, non è un numero 10, l'ha dimostrato anche ieri, perché è stato uno dei peggiori in campo, tolti i 2 che giocavano sulla destra. E poi dopo, paradossalmente, col cambio di formazione entra Iker Bravo, trovi un po' più di vivacità, e allora mi viene il dubbio: perché non metterlo dal primo minuto? Perché se poi dopo entra e fa così, stesso discorso Pagero, entra uno dei migliori in campo. Ne avevamo parlato anche con te, no? Ali, ti ricordi? Pagero è il giocatore perfetto per questo tipo di partite, perché è un giocatore di interdizione, eccetera, eccetera. E allora perché deve giocare i minuti finali? Quindi, secondo me, ci sono stati anche degli errori di formazione importanti, perché dopo l'Inter col 2-0 diciamo che ha gestito, ha fatto il compitino nel secondo tempo, e questo è purtroppo quel brutto spettro che già, no, un po' aleggiava da ottobre, no, negli scontri diretti del girone di andata, di questo Udinese che con le big è troppo rispettosa dell'avversario, ed è una cosa che però non ti puoi permettere se vuoi fare il salto di qualità. È un po' troppo conservativa, sì, specialmente nella gara di ieri, e si è visto, come dicevi tu Ale, un po' c'è stata questa sensazione in cui molti giocatori sembravano spaesati, tra cui anche Kellenkamp. Forse davvero c'è stato un po' di timore in confronto dell'Inter, non lo so se può essere questa la motivazione. Il fatto sta che una volta cambiati certi interpreti, nel secondo tempo si è vista un'Udinese diversa, si è vista un'Udinese più dinamica, e che è andata anche vicino al pareggio, perciò forse sì, bisogna usare di più in qualche maniera. Diciamo, ci sono state delle occasioni in cui l'Udinese l'ha fatto, vedi Napoli, vedi anche con la Lazio, in cui
si può dire che il pareggio è stato giusto, forse anche in alcuni casi magari anche stretto, e invece ci sono state occasioni come quella di ieri in cui se si fosse usato magari un attimo qualcosa in più, magari il giudizio della prova generale sarebbe potuto essere diverso. Poi magari l'Inter vince lo stesso perché è più forte, poi magari l'Inter ritrova la giocata dei singoli, non si può sapere, però quello che dispiace forse è veramente l'atteggiamento che si è visto nel primo tempo, perché come si è giocato nel secondo tempo si poteva dare una risposta diversa anche nei primi 45 minuti. È un po' la stagione dei se, no? Se andiamo a vedere la classifica, ormai possiamo dirlo, no Ale, è molto 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 difficile ambire a qualcosa di più, però è anche importante perché ci sono ancora 8 partite, quindi sono ancora tantissime, 2 mesi interi di campionato, 24 punti a disposizione, è importante finire anche bene, perché sennò tu rischi, essendoti per fortuna, sia chiaro, salvato molto molto presto rispetto al solito, tu veramente rischi poi di, in questi 2 mesi, un po' anche vanificare quello di buono che hai fatto fino adesso, perché ti faccio una proiezione che non è neanche troppo impossibile. Chiudi su 45, 46 punti, 47, e questo Udinese dopo fa gli stessi punti dell'Udinese di Cioffi, dell'Udinese di Sottil. Cioè, mi viene anche da pensare, a posteriori dici, allora non è stato tutto questo grande anno, però se poi vai a vedere i giocatori a disposizione dici, allora è la stagione di sé. Runic una volta per tutte ha reso noto quello che era l'obiettivo di cui ormai si parlava da diversi mesi nello spogliatoio dell'Udinese, era quello che pensavamo un po' tutti, no? Quella quota 50 che permetterebbe all'Udinese di fare uno step ulteriore rispetto alle buone stagioni degli ultimi anni, togliendo appunto la scorsa. Chiaro che ora l'obiettivo principale secondo me è invece conservare la metà sinistra della classifica. E quello che sembrava un obiettivo più che raggiungibile e ormai quasi tangibile, adesso diventa un po' più Sì. complicato. Non dico complicato, però insomma adesso si rischia di incappare in un ostacolo. Perché? Perché adesso comunque arriva il Genoa, poi ci sarà anche il Torino. Sono Sì, due vediamo scontri i prossimi diretti. impegni intanto, dalla regia ce li fanno vedere. Ci sono partite importanti ancora, Sono no? quegli scontri diretti, ma in realtà anche col Milan, perché la squadra che ci sta sopra ormai di 7 punti, però comunque sarebbe quello da provare a raggiungere, no? Anche perché il Milan di quest'anno abbiamo visto che si può affrontare in una certa no? maniera. È battibile. Quindi sì, io non ho nascosto, ma come tutti d'altronde ero un po' pessimista giustamente per la partita di ieri. D'altronde vai a San Siro, affronti un Inter che si gioca il campionato, forse la pretesa non era quella di far punti, la pretesa era quella di giocarsela a viso aperto come abbiamo fatto solo negli ultimi 20 minuti. Ecco però che le prossime 3-4 partite sono partite in cui l'Udinese deve dimostrare di poter stare lì dove è adesso ed arrivare a 50, che è l'obiettivo da qui a fine stagione. Sì, è un obiettivo importante, più che altro per dare anche un continuo, no? A questa stagione. Ricordiamo, Runic ha un biennale, l'ha detto anche lui prima della conferenza stampa con l'Inter, in questi ultimi mesi di campionato dobbiamo cominciare anche a pensare al futuro, no? Quindi a progettare anche la squadra già del futuro e capire soprattutto con che uomini progettarla. Ovviamente tutto dipenderà dal mercato, Mirko, ma se già a livello di formazione cominci a fare una cosa del genere, poi è chiaro che i risultati vengono da sé, di conseguenza anche le prestazioni. Io penso che siano talmente tante ancora le partite da giocare che questa stagione l'Udinese deve ancora provare a dire qualcosa a questo campionato, non può semplicemente limitarsi a fare il compitino da qui alla fine, perché rischierebbe veramente di buttare via un buon anno. Già ha buttato via una grandissima parte di stagione e lo sappiamo. Adesso è una cosa molto importante che deve fare, no? Chiudere bene, che non è mai facile, anche per trovare stimoli a sti ragazzi, perché sennò rischi veramente di avere una squadra che non è più motivata come prima, giustamente, perché quando vedi un obiettivo irraggiungibile, l'altro che l'hai già ottenuto un mese fa, perché il 1 marzo dovete stare col Parma, è difficile, no? Allora io ti dico, quanto questo anche passaggio in modulo alla fine influisce su questo progetto, perché con l'Inter si è ritornati al 3-6-1, 3-5-2 ed è ritornata la vecchia Udinese, quella vecchia brutta Udinese, nonostante una buona reazione nel secondo tempo. E allora io dico, bisogna solo passare definitivamente al 4-4-2 per fare quel saltino in più e cominciare a progettare qualcosa di più importante, oppure ci sono ancora tante cose su cui migliorare oltre alla corsia di destra? Segnaliamo di nuovo questa corsia di destra. No, comunque secondo me non è il modulo è uno degli aspetti principali, ma non è l'unico aspetto da tenere in considerazione, perché comunque sicuramente
va scelta una quadratura generale e una linea di continuità, quello assolutamente sì, e va detto che in questi mesi abbiamo visto un'Udinese molto propositiva e molto convincente con il 4-4-2, e quanto invece con il 3-5-2 non lo è stata così tanto. Invece per quanto riguarda questo finale di stagione, io credo che la cosa migliore, la cosa più importante, come dicevi tu Ale, è che l'Udinese dovrà essere in grado di finire comunque in crescendo, come dicevi tu, sia per trovare stimoli, ma sia anche per iniziare nella prossima stagione con delle consapevolezze diverse, perché se quest'anno siamo arrivati a 9 partite dalla fine del campionato a dire c'è la possibilità di crederci per l'Europa, finire questo campionato con delle prestazioni in crescendo può portare a pensare al prossimo anno di dire ok, ci siamo anche noi dall'inizio, ovviamente vedendo poi cosa succederà in chiave del calciomercato, però secondo me questo finale di campionato sarà molto importante anche per questo aspetto qua. Allora io approfitto per farti una provocazione, perché sai che da sempre... Perché tu sei quello che provoca. Esatto. Ci sono due filosofie di pensiero su quello che può essere il finale di stagione dell'Udinese. Quanto è impossibile, secondo te, non dico entrarci in Europa, ma anche pensare di lottare in queste ultime partite che mancano per l'Europa? Perché sai, ci sono delle variabili di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, c'è chi vince la Coppa Italia e quindi un posto in più, chi vincerà l'Europa League, chi vincerà la Champions, chi vincerà la Conference, di conseguenza scalano anche in questi casi alcuni posti europei. Secondo te è impossibile che dentro lo spogliatoio si parli anche di questo ormai a questo punto? Allora, in questo momento ti direi un 90% sì, impossibile, perché effettivamente 11 punti dal settimo al ottavo posto sono comunque tanti, e contando che comunque l'Udinese deve affrontare ancora il Milan, deve affrontare il Bologna, deve affrontare la Juve, quindi comunque ci sono partite importanti, quindi secondo me più che puntare al discorso Europa, l'Udinese deve concentrarsi sul crescere, sul trovare continuità di prestazione, sul trovare una quadratura che poi possa essere presa come linea di continuità nella prossima stagione, in modo da essere poi all'inizio della stagione 25-26 poter pensare di dire ok, noi abbiamo trovato questa quadratura, abbiamo visto che possiamo dire la nostra, in modo che già dall'inizio della stagione l'Udinese possa pensare a questo obiettivo, perché diciamo che quest'anno è stato un po' altalenante. È stato annusato come obiettivo. Esatto, no? è stato annusato, però all'inizio è stato scoppiettante, ci ricordiamo che l'Udinese era prima in classifica dopo 5 partite, poi c'è stato quel momento a vuoto tra novembre e gennaio, poi di nuovo un altro exploit con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite, adesso di nuovo questo momento un po' così, diciamo che va trovato un equilibrio su cui, diciamo, continuare, secondo me. Torniamo al presente, perché abbiamo fatto un po' di analisi, ma giustamente l'agenda è anche un modo per aggiornare un po' riguardo quello che succede alle nostre squadre del Friuli, e oltre il danno la beffa, possiamo dir così, perché avevamo parlato le scorse settimane di alcuni giocatori che a Rio Internazionale ritornavano più tardi, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato del Nigno, Sanchez è ritornato con un infortunio, non è il solo, perché stamattina ha sostenuto gli esami strumentali Jordan Zemura, che ha rimediato anche lui un infortunio. Infatti Jordan Zemura convocato, cioè doveva essere convocato, scusate, per la trasferta di San Siro, poi nella rifinitura in realtà ha accusato un problemino, motivo per cui ha visto la partita dagli spalti a San Siro. Perché? Perché dopo aver fatto gli esami strumentali ha rimediato un trauma distrattivo al gemello mediale del polpaccio destro. Quindi altro stop per un ragazzo che però, dopo possiamo anche dirlo, ultimamente non è che giocava tanto, cioè Camara è un po' il padrone di quella corsia in questi ultimi mesi addirittura, quindi in realtà non è un'assenza troppo importante, però comunque anche per far respirare lo stesso Hassan. E poi Zemura comunque ha quei colpi che pochi hanno, anche su punizione. È un'assenza importante, tempi di recupero, ci attestiamo già attorno ai 20 giorni. Quindi comunque rischi di non averlo per tutto il mese di aprile, no? Quindi comunque è una cosa da tenere in considerazione. Se poi ci aggiungi la questione Sanchez, la questione Toven, questa infermeria che per un po' era tanto bello fosse vuota, adesso comincia un po' a riempirsi. Oltre a Zemura, io ti dico perché Davis non è neanche sceso in campo contro l'Inter, no Ale? Cioè tutte queste situazioni
anche per il discorso che facevamo prima, no? Nel cercare di costruire un'identità, anzi più che un'idea, un'identità, anche in vista del prossimo anno, però quando ti cominciano a mancare anche uomini chiave, penso in particolar modo a Toven, fai più fatica. Poi adesso si è aggiunto anche Zemura. Sì, Ale, nel calcio e nello sport in generale sono cose normali queste. Siamo stati fortunati a avere l'infermeria vuota in alcuni momenti della stagione e ci sta anche che per qualche settimana ci siano 2 o 3 giocatori considerabili dei titolari che si fermano. Zemura è un peccato perché 4 giorni fa stavamo parlando del suo rientro, no? Dalla pausa nazionale in cui aveva ben figurato con lo Zimbabwe, aveva messo a referto 2 assist, abbiamo detto chissà che adesso sia il momento di Zemura, no? In queste ultime partite riesca a sorprenderci e che si prenda una volta per tutte la fascia sinistra. Non lo sapremo mai perché si è fermato adesso, si fermerà per un paio di settimane. Per quanto riguarda Davis, sai come la penso. Io mi fido di Runjaic, mi fido dello staff tecnico, è un giocatore, un gigante, fragilissimo, ma io anche ricordando l'anno scorso, che non ce l'abbiamo avuto praticamente per tutto l'anno, e ricordando anche quanto è stato importante, sia contro il Frosinone, ma anche nella parte iniziale di questa stagione, è un giocatore che è giusto preservare dal punto di vista fisico. Ti dico, meglio 20 minuti in meno a San Siro che rischiare di non averlo per altre settimane. Sì, però io ti dico anche, si avvicina alla fine della stagione, quindi vorrei anche vederlo Davis, perché l'ho visto per un mese dove è stato straripante, prestazione a Bergamo contro l'Atalanta, migliore in campo per distacco, col Cagliari migliore in campo, ci ha fatto veramente tante buone partite, e poi dopo questo infortunio, anche con la stessa Juve in casa ha fatto un'ottima partita, poi questo infortunio, chiaro che è un giocatore, come dicevi molto bene tu Ale, fragile, lo stesso Rooney ci ha messo le sue colpe nell'averlo rimesso in campo troppo presto questo inverno, e quindi ha accelerato il suo rientro perché aveva bisogno, lui gli piace molto come giocatore, però accelerando questo rientro è arrivata la ricaduta. Adesso non vuol commettere lo stesso errore, per carità mister va benissimo, per fortuna c'è abbondanza, però almeno gli altri falli di giocare, perché Iker Bravo, Pafundi sono i 2 giocatori assieme a Pagero entrati meglio, e vorrei vederli di più. È anche quello un po' il discorso, no? Ormai 8 partite, la classifica è quella, vediamoli un po' sti giocatori in campo, no? Questo è un po' un discorso. Switchiamo sport, passiamo alla pallacanestro, perché se dal punto di vista del calcio diciamo che è un weekend nuvoloso, definiamolo così, anche se c'era il sole a Milano, per quanto riguarda il basket meglio di così non poteva andare. La Pudine estremamente soleggiato per rimanere in clima, e la Pudine convince una grande partita nel match di cartello di questa 34esima giornata contro la Fortitudo Bologna, vince tenendo Rimini a -4, perché Rimini aveva vinto contro Avellino, e qualche ora prima anche Rimini si è ripresa e ha vinto con grande merito. È stata una serata di sport stupenda al Carnero, un Carnero infuocato, una bolgia, veramente, poi sapendo anche la questione tra le 2 tifoserie, veramente c'è stata un'atmosfera da Serie A1, sia in campo, perché partita fatta di sorpassi contro sorpassi, grandi giocate dei singoli, grandi difese, ma soprattutto anche sugli spalti, con tanti sfottò, ma anche tanto rispetto, anche e soprattutto nei confronti di Roccia. Quindi secondo me chi meglio del presidente della Pudine, Alessandro Pedone, che dopo abbiamo sentito subito a caldo nell'immediato post partita, può un attimo racchiudere che entusiasmo, che emozione si sta vivendo all'interno, no, del gruppo del momento, no, della Pudine, un presidente che ha dichiarato ovviamente che è forse una partita stupenda, splendida, forse la più bella giocata dall'Apu quest'anno, ed è veramente una cosa che stiamo vedendo sempre di più, per un Apu che si avvicina sempre di più all'obiettivo principale, che è quello ovviamente di provare a raggiungere la promozione diretta in Serie 1, di un gruppo che è sempre più consapevole delle proprie forze. Nel post partita una cosa che mi ha molto sorpreso è stato il discorso del capitano Mirza Libevic, il migliore in campo, una prestazione totale 29 punti, suo padre Teo gli aveva fatto una scommessa, vediamo se riesce a farcene 35, ci è andato vicino, si è mettato 29, un terzo quarto clamoroso in cui praticamente segnava solo lui, ha fatto delle triple praticamente cadendo con una gamba che magari andava dall'altra parte, dei canestri clamorosi. E sentiamo cosa ha detto, perché ha detto una roba molto interessante in conferenza stampa. Volevo solo dire una cosa. Questo gruppo qua
dall'inizio dell'anno che si fa veramente in 4 per arrivare a questo momento qua della stagione. Complimenti a tutti, guarda qua ci sono le statistiche, però ovviamente non servono a niente. Oggi dei giocatori qua, è inutile che io stia a elencare tutti i nomi, hanno fatto veramente delle cose pazzesche per la squadra che nelle statistiche non si vedono, quindi questo gruppo qua è veramente uno dei gruppi migliori con cui ho giocato, che lottano ogni giorno per arrivare all'obiettivo, quindi io sono strafiducioso che questa squadra qua merita tantissimo, però come ho detto, piedi per terra, 5 finali, e spero che anche alla prossima partita che giocheremo in casa il Carrera sia ancora più caldo, perché veramente siamo agli sgoccioli e abbiamo bisogno veramente di tutti. Abbiamo bisogno di tutti, risposta presente, no? Da parte del Carnera, per un Apu che vola, letteralmente vola. Entusiasmo, grandi difese, grandi prove di Brotini, Iki, Ombrosin, Caroti, oltre a Mirza che vabbè, tu Mirko che lo conosci bene, potremmo veramente perdere ora a parlare bene di un giocatore che secondo me ha quel quid in più rispetto agli altri per un semplice motivo, perché è un catalizzatore di attenzione, ok? Ma allo stesso tempo è il termometro di un palazzetto, cioè è colui che con una giocata, un recupero, un'esultanza, un gesto, cioè un giocatore che cerca molto sempre l'interazione col pubblico e alza i decibel del palazzetto ogni volta. E lo faceva già nel secondo quarto, quando a Fortitudo era avanti, ha chiuso avanti il secondo quarto, e lui già stava cercando energia dal pubblico che ha risposto presente, ha dato l'energia, e nel terzo quarto è esploso. A un certo punto veramente era una cosa sovrannaturale, aveva fatto una partita clamorosa, complimenti a Mirza, ma come ha detto molto bene lui, complimenti a tutto il gruppo che scappa via. Vediamo la classifica, Mirko, è un Apu che è lì. Mancano ancora 5 finali, come ha detto Mirza Ribegovic, però non dico che puoi cominciare a cerchiare una data sul calendario, ma prima o poi ti arriva il primo match point. Prima o poi ti arriva il primo match point, perché comunque le prestazioni sono forti, le prestazioni sono solide. L'Apu si prende un altro big match con la Fortitudo, e comunque sì, stiamo parlando di un campionato veramente clamoroso da parte degli uomini di Udine, anche perché comunque ricordiamo primo anno con la formula nuova della 2, quindi comunque 20 squadre, c'è una lotta veramente, veramente serrata da parte di tutti. E per quanto riguarda l'Apu adesso mancano 5 partite e c'è un +4 sul secondo posto. Chiaro che non è stato fatto ancora nulla, tra virgolette, lo mettiamo tra tante virgolette perché comunque il percorso è fantastico, ma mancano ancora diverse partite, quindi sicuramente io credo che tutta la società, tutta la squadra faccia gli scongiuri e pensi partita dopo partita, però bisogna anche dire che veramente il percorso dei bianconeri, Ale, stanno facendo veramente una strada incredibile. Come hai detto bene tu, Mirko, un campionato, la nuova formula del campionato si sapeva sarebbe stata più dura rispetto agli anni passati. C'erano tante squadre che potevano ambire alla promozione diretta e poi anche alla vittoria e la promozione grazie alla vittoria nei playoff. E in pochi potevano immaginare che ci fosse una squadra partita in fuga, e forse ancora meno persone potevano immaginare fosse l'Apu, nonostante gli uomini del roster di quest'anno. Chiaro che vedere, dico fuga perché Cantù è sotto di 8 punti e con gli scontri diretti a favore dell'Apu. Rimini, è vero, in questo momento lo scontro diretto è a favore di Rimini, ma c'è un +4 e fra qualche settimana Rimini arriva a Udine, di conseguenza ormai quella dell'Apu si può considerare una vera e propria fuga. Poco sentito questo match, comunque adesso sì. a pochi turni dalla fine. Chissà che sia proprio quella la data in cui insomma si può festeggiare. Adesso vediamo, come vediamo dalla grafica, domenica 13 aprile, non so, la matematica ci dice che forse la gara centrale per la 1 è proprio quella. Potrebbe essere proprio quella, sicuramente ci aspettiamo un Carnera che sarà non infuocato di più, perché comunque ci sono stati dei momenti in cui il pubblico bianconero ha risposto veramente presente in maniera incredibile, e penso alla partita appena trascorsa con la Fortitudo, penso alle gare con Cantù, al derby con Cividale,
comunque il pubblico bianconero, il pubblico dell'Apu sta veramente spingendo la squadra verso questa impresa. Lo si è visto anche nella gara di domenica, perché comunque era difficile fare una rimonta di questo genere, e invece nel terzo quarto l'Apu ha messo in piedi un'altra rimonta clamorosa, è andata a prendersi di forza, di prepotenza questo match, ha mantenuto il +4, e quindi adesso vediamo che a 5 partite dalla fine, come dicevi tu Ale, con lo scontro diretto con Rimini proprio nel mezzo di queste 5 partite, perché comunque anche Rimini, ricordiamo, ha una gara da recuperare, quindi 5 gare da giocare per l'Apu, 5 gare da giocare anche per Rimini. Chissà che sia veramente questo lo scontro poi decisivo. Adesso ci sarà il recupero nell'infrasettimanale da parte dell'Apu contro l'Urania, una contro l'Urania partita a Milano. complicatissima, no? Mirko, una partita complicata, però prima di parlare di quello che sarà, giustamente l'avevamo promesso, e quindi andiamo un attimo anche dopo a sentire un po' l'emozione, no? Che ci aveva detto che ci ha raccontato ai nostri microfoni il presidente della Pol 2 Studi, Alessandro Pedone, dopo la vittoria del Carnera contro la Fortitudo. Presidente, una serata da ricordare, in una atmosfera stupenda, una squadra stupenda, una difesa stupenda. Presidente! L'entusiasmo, tutto, Presidente, cosa le sta passando per la testa in questo momento? No, a parte che sono sudato, che sembra che l'abbia giocata. Alibegovic ha fatto 29 punti, suo papà aveva chiesto 35, diciamo che il figlio ha fatto di tutto per accontentarlo. Una partita stupenda. Da un punto di vista tecnico, giocato alla grande da tutte e due le squadre. Sapevamo che sarebbe stata difficile, sapevamo che con la Fortitudo ci accoppiamo molto male perché sono molto più grandi di noi fisicamente, però siamo entrati con una mentalità al terzo quarto oggettivamente vincente, facendo quello allungo di 14 punti, bravissimi. Loro, vanno i miei complimenti, a rientrare sostanzialmente a pari punti, a -5, dopodiché penso che non avessero più, e noi comunque abbiamo continuato con il nostro piano partita con comunque un Alibegovic che non si può non dire magistrale, ma bravi tutti i ragazzi, e bravo il nostro pubblico che ha risposto presente, ha risposto tifando tutta la partita a un livello di decibel da playoff. Mancano 5 partite, calmi, stiamo calmi, godiamoci questa vittoria e pensiamo immediatamente alla partita di mercoledì, dove ci aspettano i nostri ex Amato e Gentile, che sono amici, ma ce la metteranno tutta per farci lo sgambetto. Quindi calma e gesso, pensiamo a mercoledì e a recuperare le forze, perché questa sera oggettivamente abbiamo avuto un dispendio energetico spaventoso. Un ultimo pensiero va a Stefano Roccia, Stefano Capitanio, un amico, un nostro tifoso da sempre, con cui ci si sentiva spesso dopo le partite. Stefano, ci manchi. Sì, anche il ricordo per Rocce, ripetiamo, sono state molto belle. Anche il tributo della Fortitudo nei suoi confronti. Vediamo un attimo di nuovo il calendario, perché giustamente c'è un'altra squadra che ha fatto molto bene, la Web Cividale, che vince Corsara al Palapentasuia di Brindisi, Ale, con una gran vittoria. Dopo un periodo di difficoltà, ricordiamolo, anche perché non era facile, soprattutto già non è mai facile di per sé vincere a Brindisi, perché è un campo difficilissimo. Se poi ci aggiungi che è una squadra che veniva da una mini crisi, esagerato, però da un periodo di flessione, è un successo che vale ancora di più, perché poi dopo, guardando la classifica e vedendo i risultati, soprattutto che hanno fatto le altre squadre, Cividale da nona, che ne parlavamo la scorsa settimana, no? Nona, questa sconfitta pesata, adesso bisogna cominciare, vince e si ritrova quinta, ma in una classifica cortissima, però in piena corsa per il miglior piazzamento playoff possibile. Ma questo è il bello di questo campionato, tante squadre forti e in pochissimi punti. Con la partita di Brindisi possiamo dire che è finito il periodo post Coppa Italia della Web Cividale, quel periodo di strascichi
in cui la stanchezza si era fatta sentire, ma perché c'erano state 4 partite in 8 giorni, adesso la Web ha avuto 6 giorni per preparare una partita, lo ha fatto nel migliore dei modi, è partita bene, come era partita bene con Torino in casa e con Verona, non è crollata però alla lunga e ha tenuto testa a una squadra che una settimana prima aveva battuto Cantù allo stesso Pala Pentasuglia. È vero che è una squadra che sta soffrendo le assenze di giocatori importanti, ma era una squadra reduce da un filotto positivo non da poco e che sta risalendo la classifica. Adesso forse ha avuto una brusca frenata, ma è una squadra che ambisce ad arrivare direttamente ai playoff e a giocarsi un posto anche in A1. Di conseguenza, nel momento più difficile la Web si è ritrovata, ha ritrovato se stessa, ha ritrovato i singoli, ha ritrovato soprattutto il gruppo, però, perché come ha detto lo stesso Pilastrini, è stata questa la chiave, finalmente ripassarsi la palla in attacco come si faceva nelle settimane precedenti. Io direi che la crisi ora sembra finita, ma deve dimostrarlo ancora nelle ultime 4 partite, che è una squadra che può ambire ai playoff. Come un grande assist di Eugenio Rota, hai citato poi i Pilastrini, andiamo un attimo a sentirle perché ha fatto un commento riguardo la partita, il solito commento post partita su una prestazione che, come hai detto tu, era importante anche offensivamente, quella che ha messo in campo. Andiamolo a sentire un attimo il coach. Sono molto contento di questa vittoria perché abbiamo giocato con grande... Avevamo già nell'ultima partita contro Torino trovato un assetto difensivo migliore rispetto alle partite precedenti, però avevamo faticato molto in attacco. Oggi abbiamo confermato una buona difesa, a parte gli ultimi minuti, quando c'era da gestire un vantaggio importante, e abbiamo giocato molto meglio in attacco. Per noi giocare meglio in attacco significa principalmente passarci molto la palla, giocare insieme, costruirci tiri con la collaborazione di tutti e non con delle iniziative individuali. Oggi questo è successo, siamo stati bravi, poi alla fine il grande cuore di Brindisi che ha lottato fino in fondo ha riaperto la partita, però prima avevamo avuto veramente un impatto importante e comunque essere stati capaci di controllarla non è una cosa da poco, quindi sono molto contento, siamo ancora lì vivi, pronti a lottare e abbiamo dimostrato prima di tutto a noi stessi che il fatto di aver fatto la Coppa Italia e di aver raggiunto con largo anticipo gli obiettivi iniziali non ci fermiamo di fronte a queste cose, ma siamo molto ambiziosi. Adesso vogliamo lottare per cercare di guadagnarci un posto nei playoff. Raggiunti gli obiettivi iniziali, che ovviamente l'obiettivo della Web è sempre quello, un po' stile Atalanta. Prima arriviamo ai 40 punti, dice Atalanta, la Web prima manteniamo la categoria e poi vediamo, no? L'obiettivo che ovviamente ha raggiunto con larghissimo anticipo, perché sta facendo una stagione importantissima. C'è stato un po', no? Le scorie della delusione, della sconfitta in Coppa Italia, che sono, secondo me, ora, come hai detto bene tu Ale, prima ufficialmente messe da parte, ok? Perché ovviamente è stata una bella risposta in un campo difficile, un campo storico e un campo che non tutti hanno vinto. Pensiamo neanche Udine è riuscita a vincere al Pala Pentasuglia e ha detto una cosa che mi ha colpito molto e dopo volevo riflettere assieme a voi di questa cosa. Il presidente della Web Gesteco Cividale, Davide Micalic, che ha commentato così l'importanza di questa vittoria. Andiamola a sentire. È una bella domenica a pranzo, io saluto tutto il Friuli, tutto il popolo che ci segue, che ci fa sentire il suo amore. Questa è una vittoria importantissima, non può passare come una vittoria come le altre, forse è la vittoria più importante di questi 5 anni per vari motivi. Prima di tutto perché questo è un campo importante, cioè abbiamo vinto a Brindisi, qui hanno fatto Coppe Europee, questa è una squadra fortissima con un pubblico clamoroso che ha spinto i suoi con grande sportività fino alla fine. Però abbiamo giocato con maturità, poi veniamo da un periodo difficile, abbiamo definitivamente archiviato la Coppa Italia, quelle 2 partite surreali che abbiamo giocato e perso in casa, siete qua dietro. E Pilla, il nostro condottiero, oggi a mezzogiorno di domenica avevamo 50 tifosi al seguito che sono qua da ieri sera, alcuni sono stati stamattina, sono meravigliosi e questa è la vittoria di un sistema, il nostro sistema di vita, il nostro sistema di fare pallacanestro con tanto amore, grande fedeltà reciproca, grande
ostinazione nel credere nei nostri valori, nella nostra filosofia, e oggi la squadra ha risposto alla grande. Faccio complimenti a tutti i ragazzi, sono stati uno più bravo dell'altro, tutti hanno partito un mattoncino, i primi 2 quarti di Lucio da fantascienza, poi si è messo a disposizione della squadra, ma non voglio fare nomi e cognomi, sono stati uno più bravo dell'altro. Uno più bravo dell'altro per la vittoria, cito, tra virgolette, proprio le parole dello stesso presidente Davide Michelic, la vittoria più importante degli ultimi 5 anni. Quindi da quando è nata, in pratica, la Volgi Steco Cividale. È una dichiarazione molto forte, in realtà, passata un po' in sordina, che però mi ha fatto molto riflettere, perché in effetti un po' è veramente forse la vittoria più importante, perché tu adesso, cioè la web adesso era arrivata quasi a un bivio, no? Di cosa voler fare da grande, passami questo termine, Ale, perché avevi quasi toccato le stelle con la finale di Coppa Italia, e poi ti eri un po' persa, e vincere così, e vincere a Brindisi, che comunque al momento rimane la vittoria più storica di questa giovane società, perché comunque Brindisi sappiamo la storia che ha nel mondo, nella storia della pallacanestro italiana, quindi era importante anche mettere la bandierina, no? Io intanto ci ho vinto una volta, lo mettiamo come ricordo, ma era anche molto importante, perché la web riparte con convinzione, per cercare di fare il saltino di qualità in più, no? Cercare di diventare quella squadra che può dire la sua ai playoff contro chiunque, perché se è capace di andare a vincere a Brindisi, è chiaro che può gestire una serie playoff anche con squadre più forti, e soprattutto vuole arrivare il più in alto possibile per avere il fattore campo in casa, perché sappiamo che il Palage Steco poi è un fattore, e poi di potersi giocare a viso aperto, no? Vediamo quello che succede in questi playoff, e poi dopo in base a come arrivi, però se arrivi bene, allora forse hai fatto quel saltino di qualità in più, che il prossimo anno non ragioni più a mo' di Atalanta, cominci a ragionare dicendo ok, mettiamo già un obiettivo un po' più alto, alziamo l'asticella. Sì, non è forse la vittoria più importante degli ultimi 5 anni, ma capisco Non sei d'accordo. cosa intendesse il presidente, e sono dal punto di vista, diciamo, del peso specifico della partita, sono anche d'accordo, perché forse questo era il secondo momento più difficile della Gesteco nella sua storia. Il primo sicuramente la scorsa stagione, fino all'arrivo di Lamb, in cui sembrava quasi spacciata e condannata alla retrocessione, o comunque ai play-out. Un altro momento difficile poteva essere questo, quello che è seguito alla finale di Coppa Italia, soprattutto per il fatto che ci sta a perdere una finale, ci sta anche perdere energie fisiche, come si è visto poi con il recupero contro Verona e con l'altra partita ravvicinata contro Torino in casa, ma soprattutto dal punto di vista mentale sembrava una web diversa rispetto alle altre. Questo perché è un gruppo, oltre che essere una squadra giovane, nuova, è una squadra anche fatta di giocatori giovani e che avrebbero potuto accusare il colpo più di altri. Il fatto di reagire su un campo così prestigioso contro una squadra così prestigiosa in una partita così importante in ottica playoff ha sicuramente dato nuova linfa a questa squadra, che ora è attesa dalle ultime partite per qualificarsi intanto ai playoff e, come hai detto tu benissimo, dimostrare di poter entrare una volta per tutte, no? Tra le grandi della categoria. Sì, perché comunque sono tante le grandi quest'anno, un campionato ipercompetitivo, e se riguardiamo per l'ultima volta la classifica, veramente parliamo di una web che forse era impensabile, no? A inizio stagione vederla lì, a pari punti con realtà come la Fortitudo Bologna, a soli 2 punti dalla strafavorita all'inizio stagione che era Cantù. Cioè parliamo comunque di una web che è lì, ma c'è lì con grande merito, e che gioca, che se la sta giocando, quindi veramente mai come quest'anno c'è, secondo me, anche quella consapevolezza mentale, no? L'anno scorso è stato un anno tribolato e ci si è risvegliati all'ultimo, no? Con quella fase orologio perfetta, a 10 lode, 10 vittorie su 10, e lì ti sei cominciato a rendere conto che forse davvero potevi giocartela con tutte. Quest'anno però fin dall'inizio sono partiti così, quindi vuol dire che se fai un anno bene come questo, il prossimo anno sei pronto a alzare l'asticella, quindi veramente complimenti a quello che sta facendo Cividale, e complimenti soprattutto anche alla vittoria al Pala Pentasuglia, perché è un campo dove molti hanno perso. Basti pensare che la settimana prima aveva perso Cantù, giusto tanto per dire. Cambiamo ancora, perché è un lunedì di weekend di sport molto lungo, facciamo un attimo il punto su quello che è successo in Serie D, no? Le nostre freelance sono state impegnate in quella che è la 33esima giornata di Serie D, e risultati così mi permetto di definirli, perché il Charlins perde in casa della Luparense 2-1,
e mentre il Brian Lignano pareggia 0-0 col Campodarsego, invece vittoria che dà ossigeno, mi permetti di definirla così, quella del Chions in casa contro il Montecchio, perché ovviamente sappiamo della situazione in classifica, sappiamo che serve una mezza impresa al momento al Chions per provare a salvarsi, però intanto dà respiro, una vittoria che dà morale e ti rilancia un po', perché soprattutto hai vinto in uno scontro diretto contro il Montecchio, che non era una cosa scontata viste le difficoltà che stanno avendo i ragazzi giallo-blu in questa stagione, per una classifica che poi dopo recita un po', non si è andata troppo a stravolgere nonostante i risultati, no? È una classifica che comunque, dicevamo, no? C'è lo scontro diretto del Chions vinto contro il Montecchio, quindi il Chions che fa qualche punticino in più, e il pareggio del Brian Lignano, secondo me, ti mantiene, no, Mirko, un po' in quella safe zone che per essere al tuo primo anno in Serie D va più che bene, ok? Perché Assolutamente sì, perché comunque, insomma, come hai detto tu, al primo anno di Serie D fare comunque una stagione in cui riesci magari a mantenere la categoria senza passare anche per la zona play-out, facendo un percorso di questo tipo per una squadra come il Brian Lignano, direi che è molto buono come percorso. Mi riallaccio a quanto hai detto sul Chions, effettivamente è una vittoria che dà morale, dà un minimo di ossigeno, però anche guardando la classifica serve veramente, come hai detto tu, un'impresa per centrare la salvezza. E per quanto riguarda il Ciallinis Mozzano, invece, un pareggio che forse frena un pochino momentaneamente la corsa verso i playoff, ma abbiamo lì il Ciallinis può provare a crederci, perché comunque arriva da un percorso che l'ha portato stabilmente nella prima metà di classifica. Questo weekend è arrivato un mezzo passo falso, però insomma, diciamo, perché no? Boh, ci sta, uno scontro diretto con la Luparense, ci sta a perdere in casa della Luparense ed è normale. Stagione che comunque la vedo molto simile a quella dell'Udinese, quella del Ciallinis, cioè l'anno scorso ha toccato il punto più basso della sua storia con la retrocessione poi in eccellenza del ripescaggio, e quest'anno invece un campionato importante, merito anche del mister Zironelli, del vice allenatore Maniero e tutto lo staff tecnico, però è chiaro che adesso sei lì, te la giochi, mancano ancora, se non sbaglio, 3 giornate alla fine della stagione regolare, quindi sei lì che te la giochi, ci provi, coi playoff, perché mai dire mai, i playoff di Serie D sono veramente difficili, più di quelli di Serie C dal mio punto di vista, però comunque è chiaro che sei lì che te la giochi e perché? Perché no? Mai dire mai. Mentre per il Chions penso che si sta già delineando un'ipotesi play-out e quindi dopo di conseguenza il tentativo di cercare di salvarsi con gli spareggi, no? Cosa che è sempre difficile, però intanto tiene un po' quella fiammella accesa, no? Che ti fa sperare, no? Ale, un po' come nelle Eagles Futsal, no? Sappiamo, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ne torneremo a parlare i prossimi giorni, perché l'agenda è sempre così, no? Aggiorniamo un po' su tutte, oggi giustamente diamo priorità alle squadre che hanno giocato. Passiamo un attimo, prima di cambiare completamente sport, fare un attimo una parentesi sul femminile, così mi collego e cambio sport. Prima parliamo del basket e poi passiamo a parlare della pallavolo, ci colleghiamo e poi concludiamo. Grande vittoria delle ragazze delle Women Up, che noi abbiamo tanto elogiato le 2 squadre maschili, però è giusto anche elogiare le squadre femminili, cioè la Women Up vince a Civitanova, un campo complicato, vince con merito, è stata praticamente sempre in controllo della partita fin dal primo quarto, mantenendo più o meno sempre il vantaggio a 2 cifre, quindi veramente una grande prestazione delle ragazze di Coach Riga, che si confermano ancora nuovamente seconde in solitaria nella stagione regolare del girone B, e adesso cercheranno le ragazze di arrivare il più avanti possibile in vista dei playoff, no? Perché poi sapete, no? Non è come nel basket maschile che la prima va su diretta, quindi più in alto arrivi, meglio hai poi dopo il piazzamento nel tabellone, no? Si crea questo grande tabellone e riesci a fare una buona corsa, un buon campo oltre al fattore campo. È una gran vittoria. Sappiamo delle situazioni, basta vedere la foto che ci hanno gentilmente girato dopo la vittoria, un gruppo decimato anche dagli infortuni. Tra l'altro il capitano Chiara Bacchini per un problema alla caviglia non è nemmeno riuscito a scendere in campo, caviglia viola, perché io l'ho vista il weekend prima, era viola, il weekend la caviglia della Chiara, quindi da quel punto di vista lì
È chiaro che non è facile, però questo secondo me rafforza ancora di più il gran lavoro che stanno facendo, perché qua non parliamo solo di qualità tecniche, perché queste ragazze ce l'hanno, ma parliamo anche di qualità mentali, soprattutto, cioè di saper resistere alle pressioni, agli ostacoli che hai esterni e anche interni, e soprattutto ai valori, perché comunque una squadra decimata, è rientrata Matilde Bianchi questa giornata a Civitanova, Matilde Bianchi che aveva saltato lo scontro diretto con Matelica in casa per una frattura del setto nasale, quindi comunque sono delle assenze che poi pesano, perché le rotazioni di Coach Riga sono poche, gioca sempre con 7-8 giocatrici, e quindi riuscire ad arrivare così e vincere in quel modo a Civitanova e dare una bella risposta nonostante tutto quello che sta succedendo, veramente veramente complimenti. Di qui ho fatto una piccola parentesi sul basket femminile, perché restiamo nel mondo femminile, ma cambiamo sport, passiamo alla pallavolo e ci avviciniamo alla parte conclusiva dell'agenda. Pallavolo che, prima riparliamo della femminile, Mirko, no? È finita la stagione, ma ci sono già i primi movimenti, no? È giusto così, di mercato. Partiamo ovviamente da quello della conferma dello staff tecnico, notizia di questo weekend, quindi ve la raccontiamo oggi, no, Mirko, lunedì. Confermato coach Barbieri, confermato, non prolungato il contratto, perché ovviamente avevano già contratti in essere, no? Confermato coach Barbieri, confermato il suo vice Fabio Parazzoli, confermato tutto lo staff, uno staff che comunque ha fatto qualcosa di importante in questi ultimi anni, e l'aveva detto anche lo stesso direttore generale Fabrizio Cattelan, era giusto confermarli, no? Per quello che avevano fatto. Si è scelto di dare fiducia per quanto è stato fatto in questo lungo percorso dagli anni scorsi, che prima della promozione comunque aveva visto anche altre 2 semifinali playoff praticamente da underdogs, e questo è comunque un aspetto che non va sottovalutato, perché la promozione è arrivata nello scorso anno, nel 2024, non è un episodio a sé, arriva dopo un percorso di crescita davvero, davvero importante. Erano state fatte 2 semifinali playoff promozione, è arrivata la finale playoff, vinta anche lì da underdog, perché ai playoff, arrivando da quarta classificata, la CDA aveva eliminato la seconda e la terza della classifica. Sì, non avevi tante speranze secondo i bookmakers, no? Esattamente, Diciamolo. c'erano formazioni che erano quell'anno più favorite al passaggio alla promozione in A1. Quest'anno c'è stato un campionato comunque storico, perché è il primo di una squadra friulana nella massima serie, e è terminato con la retrocessione, però diciamo che, conosciuto un po' questo tipo di campionato, questo tipo di palcoscenici, la società vuole ritornarci, no? E il punto di partenza è stato appunto confermare lo staff che ha guidato questa squadra alla promozione. Il secondo sappiamo già, no, che la proprietà in Ambrogio Cattelan, il direttore generale nonché figlio Fabrizio, il direttore sportivo Gianni De Paoli, no, sono già molto al lavoro per fare la squadra, no? Perché sappiamo, Mirko, no, il mercato della pallavolo si fa in aprile, non si fa mai d'estate rispetto magari come negli altri sport, tant'è che forse uno dei, come dicevi molto bene tu, delle grandi difficoltà dell'anno scorso, il primo anno storico in A1, è stato il mercato, perché parti da underdog senza favorire il pronostico e ti ritrovi poi a fare una cosa straordinaria, andare su in A1 a fine aprile, quando in realtà il mercato era già bello che fatto, cioè le giocatrici più forti erano già state sistemate. Esatto, avendo finito un po' la stagione qualche settimana dopo rispetto alle concorrenti che anche in A1 avevano terminato la regular season magari 3-4 settimane prima, non partecipando ai playoff, o chi è uscito ai quarti di finale playoff, quindi non è arrivato fino in fondo. Diciamo che un po' tutte le squadre avevano già la loro rosa attrezzata per la 1, invece la CDA forse si è trovata a cambiare un po' piani in corsa, perché ha preso questa promozione veramente bellissima, quanto fosse, come diciamo prima, a sorpresa, e quindi quello è stato un po' il punto a sfavore nella costruzione della rosa. E l'idea, secondo me, quest'anno, che verrà riaffrontata la A2, di costruire una rosa competitiva per vincere subito il campionato e salire direttamente senza passare dai playoff, è dettata anche da questo aspetto qua, perché vincendo il campionato non passi dai playoff, termini la stagione un mese prima, puoi già impostare il mercato poi per la stagione successiva. Esatto. Stai già impostando il mercato per questa stagione, intanto ne abbiamo detto prima, non ci sono ancora ufficiali arrivi, ma ci sono già alcuni saluti, no? Forse quello un po' più che ci fa venire il sorriso, no? Anche perché ha fatto la storia di questa società, anche se anche lei è molto giovane.
Cidera Eze che saluta, no, la CDA Talmasos dopo 3 stagioni, una ragazza molto giovane, ricordiamo, classe 2003, che però 2003. è cresciuta ed è diventata questo tipo di giocatore grazie alla CDA Talmasos ed è stata una delle trascinatrici, soprattutto in A2, ma in particolar modo anche quest'anno in A1, che ha confermato quest'anno di poter ambire ad alti livelli, e quindi giustamente per lei è arrivato anche il momento di fare questo grande salto tra i grandi, no? Mirko, tu che la conosci molto bene, noi sappiamo le qualità anche umane di questa ragazza, perché veramente anche nella qualità di saper far gruppo, eccetera, eccetera, è sempre stata al top, però a livello di giocatrice, Mirko, la CDA perde tanto, perché perde una palleggiatrice che in A2 sicuramente tra le 3 più forti che c'erano nel campionato, però giustamente lei adesso merita quel palcoscenico più grande che è restare in A1. Merita perché l'ha dimostrato comunque, l'ha dimostrato a suon di prestazioni veramente positive, favorevoli. È una giocatrice che, nonostante abbia veramente una giovane età, perché ricordiamo classe 2003, 21 anni, al terzo anno in maglia CDA, è cresciuta veramente tanto, è capace di tante variabili di gioco veloce, gioco dal centro, in banda, ha molte possibilità in questo senso, e diciamo che la testimonianza anche del suo percorso di crescita la si può vedere anche dalle convocazioni che ha ricevuto in nazionale, perché Bravo. l'anno scorso vittoria al campionato europeo Under 21, quest'anno è già stata convocata per uno stage preliminare con la nazionale maggiore, e quindi insomma nazionale maggiore fresca vincitrice delle Olimpiadi, non l'ultima nazionale, ricordiamolo. Comunque ovviamente sì, si può parlare è uno stage iniziale, però diciamo, se un atleta viene convocata con questa continuità anche in maglia della nazionale, evidentemente c'è un perché ed è sotto gli occhi di tutti, quindi facciamo ovviamente l'in bocca al lupo a Cidera, che sicuramente sui palcoscenici della 1 saprà farsi valere anche con un'altra maglia. Scopriremo presto quale, perché in questo momento ancora non sappiamo quale sarà il ha un po' di offerte, team, ma ovviamente sì, vuole ancora prendersi del tempo per decidere. del tempo per una decisione per la decisione finale. Però complimenti, perché questo è anche un motivo anche di orgoglio per la stessa società, no? Perché tu parti e prendi una ragazzina 18enne, brava, promettente, però un diamante grezzo, e dopo 3 anni di lavoro arriva a diventare probabilmente la palleggiatrice più forte, sarebbe stata la Serie A2, ma già addirittura pronta per fare secondo campionato di fila in A1 da protagonista, convocata già nel giro della nazionale maggiore, medaglia d'oro delle Olimpiadi. E con ulteriori margini di crescita, quindi secondo me bravo, Mirko. Comunque a 21 anni avere già questa padronanza qui, avere già queste caratteristiche, tra 3-4 anni può diventare veramente un giocatore, una giocatrice completa sotto ogni punto di vista. Veramente le auguriamo il meglio, perché, ripeto, 3 anni noi l'abbiamo conosciuta a fondo, perché essendo stata 3 anni qua abbiamo avuto modo veramente di passare tanto tempo con lei, e veramente ci ha fatto anche divertire con le sue giocate, no? Perché aveva anche questo effetto sorpresa che ogni tanto ti faceva la finta, no? Ed riusciva anche a far divertire il pubblico che sarà pronto e preparato e non vede l'ora di esultare e sostenere la Team Prata, Mirko, perché ci avviciniamo al momento più atteso, più sentito e più importante della stagione. Finalmente sappiamo quale sarà l'avversario della Tinet per la semifinale playoff, perché se c'è una squadra nella pallavolo femminile friulana che, ahimè, è scesa dalla 1, ma con tanta voglia vuol ritornare nella massima serie, c'è una squadra invece che sta già facendo questo percorso, ha tanta voglia di provare a fare il salto tra i grandi, è la Tinet Prata, che si è qualificata da prima nella stagione regolare, adesso ha saltato i quarti di finale playoff, in semifinale sono usciti gli esiti dopo l'andata e ritorno dei quarti, quindi sarà Cuneo l'avversario in semifinale. Sarà Cuneo l'avversario in semifinale, Cuneo che anche in regular season ha mostrato grande carattere, perché con la Tinet Prata sono state svolte 2 partite veramente molto combattute, tutte e 2 terminate in favore della Tinet, una 3-2, una 3-1, però comunque veramente combattute, e adesso viene il bello anche per quanto riguarda Prata. La sfida a Cuneo sarà gara 1 domenica 6, si giocherà in casa, si presuppone già che ci sarà un tifo veramente caloroso, come vediamo in foto. C'è sempre stata una risposta veramente pazzesca anche al Palaprata. Mi permetto di dire una cosa, ovviamente il campo sarà il giudice supremo, però qualora anche Prata riuscisse a centrare la promozione in A1,
per la prima volta avremo 2 squadre del Friuli Venezia Giulia nella massima serie di pallavolo, prima la femminile e poi la maschile, cosa che fino all'anno scorso non era mai successa. Ma Quindi, forse non era neanche pensabile. e quindi questo testimonia anche la forza del movimento anche pallavolistico regionale, sia nel maschile sia nel femminile, con queste 2 realtà che si stanno dimostrando veramente anno dopo anno essere capaci di mantenere i vertici della Serie A2 e anche eventualmente di conquistare la massima serie in assoluto. Sì, ma forse non era neanche pensabile, mi permetti di aggiungere, perché se noi andiamo a pensare all'anno scorso, la CDA, come abbiamo detto prima, è arrivata quasi a sorpresa nella massima serie, mentre la Tinet ha fatto un ottimo campionato, come sempre, ma senza ambizioni. Quest'anno la proprietà, il Digisturam e tutti gli altri forse hanno detto: ma se ci provassimo? Ma se facessimo veramente un campionato con quel qualcosa in più e provassimo ad andare su? Forse anche spinti dall'entusiasmo di aver visto le ragazze della CDA Talmasons andare su. E hanno detto: è possibile. Siamo un movimento, magari non abbiamo quella strapotenza che magari hanno altre squadre di altre città, e quindi c'è un movimento diverso, però nella piccola Prata di Pordenone e nella piccola Talmasons sono la dimostrazione che comunque in realtà bastano le competenze. Poi dopo il resto viene da sé. Sì, quello che possiamo dire è che sicuramente il Prata a inizio stagione ha scelto di cambiare guida tecnica dopo diversi anni. Quest'anno è arrivato al primo anno coach Di Pietro e al primo anno c'entra la vittoria in regular season nella semifinale playoff, quindi anche in questo senso vuol dire che oltre alla costruzione della rosa fatta bene, mirata in ogni reparto, anche la guida tecnica. Sì, hai voluto mandare un messaggio chiaro fin dall'inizio. Sì, cioè, esattamente. prendo coach Di Pietro, proviamoci, e coach Di Pietro prova sta. Mantenendo le aspettative. Manterremo anche noi questo appuntamento, ci vedremo lunedì prossimo, ma ci vedremo anche domani, in realtà lo sapevi Ale, perché l'agenda è, ricordiamo, da lunedì al venerdì. Era per vedere se erano attenti. Esatto, da lunedì al venerdì, dalle 3 alle 4, per fare il punto di tutto quello che riguarda lo sport del Friuli Venezia Giulia. Quindi oggi ho avuto come compagni di viaggio Mirko e Alessandro, che saluto. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao Ale. Ciao a tutti. E noi ci diamo appuntamento domani per parlare ancora di sport friulano, sempre qui su Tutto Udinese. Un saluto. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, ci vi dà le grinta e passione, Valle Talmasons vola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Il 5 e 6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette e accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5 e 6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it.